Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. E a tutte, 21esima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni, con me sulla mongolfiera Omar. Ciao Omar. Remo Omar. Buonasera. Come Remo? Ciao. Remo, Liegi, Baston Liegi. Sì, ieri c'era la Parigi-Roubaix, ieri, no? Domenica, no? Ieri, domenica. E da Padova con la nostra mongolfiera in 448 siamo arrivati, abbiamo raccolto Rossella. Ciao Rossella. Buonasera, grazie per il passaggio. Se riesci a montare con la scaletta, sì dai, oggi non fa neanche tanto freddo. Abbiamo anche i nostri prossimi ospiti, sarà una puntata ipnotica. Ipnotica. Parleremo di varie cose. Andiamo prima col primo brano con i nostri amici Io i Gomma Gommas con il ragazzo della via Glucca. 2, 3, 4, questa è la storia di uno di noi, anche per caso in via Glucca, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città, e quella casa è in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare nei cortili. Mio caro amico, disse qui sono nato, in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro respira il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui, e sentirò l'amico treno che sia così. Wow, wow. Li sfumiamo perché durano ancora altri 8, 9, 10, 12 minuti. Se volete ascoltarla tutti andate sul loro sito Io i Gomma Gommas e trovate il ragazzo della via Glucca, ve lo scaricate e vi ascoltate 10 minuti di Io i Gomma Gommas. E abbassiamo tutta la musica, andiamo al nostro primo ospite che con la mongolfiera andiamo in Lombardia. Chi abbiamo, Omar? Andiamo esattamente a Sant'Angelo Lodigiano sul Lambro, mi sembra che si chiami, Sì. Ed è un paese in provincia di Milano, in Lombardia, zona nord, no, che dico nord, sud-est,
verso Sì. San Colombano al Lambro, le famose colline del vino DOC, no? E Avevi un 50 e 50 per indovinare. no, nord sud, è chiaro. No. E questo è quanto sarà l'ora, o sarà la trance più che l'ipnosi di prima, eh? Vabbè. Detto questo, presento mio fratello Adam 50 che è qui con noi sulla Mongolfiera, che ci racconta la sua mostra insieme a Laura Vassari, critica d'arte, che gli ha curato un po' proprio l'installazione. Io, se mi permetti, Adam, do prima la parola a Laura, giustamente perché qui con noi anche lei è salita a bordo della nostra Mongolfiera. Oggi qui c'è un po' di vento, per cui va bene. Allora, presentiamo subito Laura, che poi ci racconta che cosa ha voluto fare lì nelle sale del Castello Bolognini, fantastico castello medievale proprio a San Croce. Laura Vassari, prego. Buonasera a tutti. Buonasera. Felice buonasera, di presentare la mostra che è tuttora in corso. Appunto, come diceva giustamente Omar, si tratta dello spazio Arte Open Art, esattamente nella Sala Lidia. Questa mostra è stata curata da me, ma il direttore artistico è Gian Piero Brunelli, le opere chiaramente sono di Adam 50. Il titolo della mostra è Arte in vetro, cromofusione e sculture. Abbiamo cercato di portare un po' dei lavori, perché sono tantissimi. Abbiamo fatto una selezione, soprattutto Adam ha voluto scegliere anche delle tematiche attuali, anche perché ci tiene molto a rappresentare quelli che sono i problemi legati comunque all'ambiente, all'inquinamento. Quindi il focus soprattutto era sulla cromofusione, da lui brevettata comunque nel 2010, per poi spostarci appunto anche nelle sculture che ha anche questa ha brevettato lui. Quindi io parlerei innanzitutto della cromofusione, come nasce e qual è l'apporto che in pratica può portare a un miglioramento anche ambientale. Solitamente quello che, poi chiaramente nella tecnica può scendere ancora più a fondo Adam, quello che ha brevettato gli permette di fondere tutti i colori insieme e quindi risparmiare non solo tempo ma anche le emissioni stesse che vengono poi disperse nell'ambiente. Le cromofusioni, come potete vedere, noi abbiamo comunque anche la pagina di Adam che puntualmente pubblichiamo tutte le sue opere, la aggiorniamo quasi in tempo reale, e quello che rapisce sono non solamente queste superfici che creano anche queste bolle, ma soprattutto il fatto che, essendo opere in vetro, riflettano qualsiasi cosa venga a loro contatto. Interessante soprattutto che Adam abbia voluto rappresentare sia dei fiumi cinesi che non solo il Lambro o il Naviglio, tipicamente comunque di Milano, per poter sottolineare ancora una volta non solo il suo lavoro, che appunto si basa su puro riciclaggio, perché ricordiamo che la cromofusione viene fatta comunque con pezzi di vetro che sono, tra virgolette, degli scarti. Lui quindi fonde nuovamente questo materiale per ottenere delle opere d'arte. La cromofusione inoltre gli ha permesso non solo di arrivare a lavorare con grandi firme comunque nell'ambito proprio artistico, ma di creare continuamente opere che sono tutte una diverse dall'altra. È difficile riottenere lo stesso risultato e anche questo è particolare ed è una peculiarità del suo lavoro. Queste cromofusioni al loro primo apparire sembrano appunto dettagli estratti da un paesaggio lunare micronizzato, perché appunto la caratteristica della superficie vitrea sconnessa è riducibile a piccoli e medi crateri spenti, ma illuminati e vivificati da un cromatismo dei colori ricco di armoniose combinazioni tonali abilmente inserite. Tra l'altro le cromofusioni non necessitano di retroilluminazione naturale o artificiale, poiché il vetro e i giochi di colori ottenuti consentono di aggiungere all'opera stessa un'aura di luminosità propria che solo le grandi opere d'arte sono in grado di sprigionare. Inoltre, prima accennavo alle sculture che sono state definite di vetro sensoriale e rappresentano un mezzo per le persone non vedenti per avvicinarsi e poter toccare con mano l'arte. Infatti in questa mostra potete comunque trovare anche il trittico della Passione di Cristo,
che si articola in 3 sculture di singolare bellezza. Quindi ritroviamo il Cristo nell'Orto degli Ulivi, l'Ultima Cena e il Sepolcro. È d'eccezionale rilevanza il trittico poiché l'impressionismo figurativo dialoga in primo piano con l'astrattismo delle cromofusioni. Quindi si torna sempre a parlare di un'arte che coinvolge a 360 tutte le tematiche di Adam. Adam inoltre si è voluto spingere anche in questa mostra a voler sottolineare, come dicevo, questi problemi ambientali che magari alcune persone ancora non conoscono o comunque non se ne parla molto, ecco, perché ha voluto presentare questa serie che si chiama di Reti Fantasma, che è molto interessante, che ha colpito molto il pubblico. Abbiamo avuto un bel riscontro, soprattutto perché Adam voleva colpire e sottolineare questa problematica di queste reti che in pratica molto spesso non vengono recuperate, anche perché il costo è immenso. Il problema è che queste reti causano veramente dei ambientali, perché vengono impigliati sia che pesci, ma soprattutto perché le reti, essendo di plastica, rilasciano col passare del tempo anche comunque delle sostanze che sono nocive, sia comunque all'ecosistema ambientale stesso, ma anche a noi che poi andiamo a nutrirci di pesci o comunque di questi animali che vengono, tra virgolette, contagiati. Tra le altre tematiche che abbiamo voluto un attimo sottolineare c'era anche questa serie su queste sculture sulla violenza sulle donne. Sono sculture molto interessanti che hanno dei nomi di donne comuni, alcune magari le ricolleghiamo a fatti di cronaca un po' più famosi, altre invece possono essere qualsiasi tipo di nome di donna che purtroppo subisce queste violenze. Adam ha voluto appunto sottolineare questo aspetto peculiare che molte volte si tace, che è appunto questo silenzio non solamente causato dalla violenza stessa, ma è quello che poi rimane a una donna, perché affrontando una violenza del genere ci vogliono poi anni e anni per riuscire a guarire da questa ferita. Per questo queste sculture sono caratterizzate da un taglio nel vetro, che già ottenere un taglio nel vetro è una cosa molto difficile. Grazie al fatto che Adam nasce comunque, ha iniziato la propria ricerca dedicandosi sia al restauro che alla sperimentazione nel campo dell'arte vetraria, è riuscito ad arrivare a un utilizzo del vetro a dir poco magistrale. Quindi per questo comunque Adam si può definire ed è un maestro del vetro, e la sua continua ricerca e sperimentazione lo porta sempre ad affrontare non solo problematiche attuali, ma anche a livello tecnico del vetro. Io direi che se Adam vuole aggiungere qualcosa, magari dimmi pure, non vorrei rubare altro tempo. No, ok, hai detto abbastanza. Laura, buonasera a tutti. Ciao Adam. Sono Adam, mi trovo a Sant'Angelo Lodigiano, nel castello Morando Bolognini, dove ora ho questa mostra. Sì, è stata una bellissima spiegazione, Laura, grazie. Hai mostrato tutto, insomma, in sintesi quello che faccio. Sì, gli ultimi miei lavori sono appunto dedicati, o perlomeno rappresentano questa tematica che è quindi la violenza sulle donne, o perlomeno quello che rimane dopo queste violenze. Quindi sono vetri totalmente neutri, quindi senza colore, ma con all'interno un taglio netto, quindi nel centro, quasi inflitto con una lama, che porta alla visione del lettore, insomma, che la vede, un vuoto, il vuoto che voglio rappresentare appunto dato da queste ferite. Quindi donne che purtroppo hanno subito oppure sono rimaste vittime. Questo vuoto rimane alle persone che rimangono, nel senso ai genitori, ai parenti, ai figli, alle madri,
che gli rimane il ricordo di una persona e il vuoto inflitto appunto da questa grave cosa. Quindi sono opere contemporanee, quindi molto astratte, però concettuali. Questo è una nuova serie che sto facendo e sto presentando qui in questa mostra. La mostra che sto facendo è dal 24 marzo, cioè è iniziata il 24 marzo, doveva essere già chiusa il 7 di aprile, in realtà è stata prorogata una settimana in più, quindi con un grande, insomma, con grande richiesta, insomma. Ecco, e quindi sono molto contento anche di questa cosa. E nel frattempo mi hanno invitato ad un'altra mostra personale in una collettiva di mostre personali di 8 artisti contemporanei del Basso Lodigiano, insomma della zona del Lodigiano, dal 3 al 12 maggio nelle sale del Castello. Quindi ho già altre mostre in programma, anche un'altra personale a giugno, dal 21 al 30 giugno alla Galleria d'Arte Associate a Maubeuge in Francia, e poi stasera è arrivata la notizia, forse a Roma, insieme a Laura, e vediamo un po'. Quindi sono molte altre mostre che stiamo programmando dopo questo evento, quindi sono molto contento, insomma, del risultato del mio lavoro di anni e anni. Insomma, ascolta, venerdì invece avevate fatto una specie di incontro, no, le vetrate artistiche, com'è andata? Sì, allora sì, è stato un incontro durante appunto questa mostra, c'è stato un incontro insieme a Giampiero Brunelli, che è il direttore artistico, che ha voluto specificare un po' al pubblico il mio percorso artistico, insomma, da dove arrivo. Quindi siamo partiti dall'inizio del vetro, quindi un incontro era dedicato un po' alla storia del vetro, fino ad arrivare alle vetrate romane o comunque le cattedrali contemporanee, e di come sono nato io nel campo vetrario. Sono nato in una vetraria artistica, innanzitutto di famiglia, poi specializzato nella vetraria artistica come vetrate relegate a piombo e dipinte a grisaille, e poi fino a concludere oggi tutta una serie di sperimentazioni sul vetro che mi ha portato appunto a diversi brevetti. Uno di questi è la cromofusione, che appunto è quella che sto presentando per fare queste opere. Perché anche il percorso, insomma, che hai fatto, no? È molto interessante. Ascolta, io siccome non vedo adesso le immagini, queste opere che sono nella mostra sono dei pannelli da appendere, diciamo, al posto dei allora quadri? Sì, allora sono pannelli ricavati da finestre rotte o comunque vetri da buttare, quindi rotti, sfridi di lavorazione, quindi un comune vetro che in gergo è il vetro meno nobile, insomma, non è come quelli che fate voi a Venezia. Ok? E visto la quantità di vetro che io posso avere, perché faccio di lavoro il vetraio, sono riuscito ad ottenere questi pannelli che diventano dei quadri, tant'è che ho sempre un detto: my canvas is glass, che vuol dire quindi la mia tela è il vetro, che associa quindi l'artista quindi ad avere un supporto, in questo caso il mio è il vetro, quindi sono pannelli che appendo al muro, firmo e certifico come opera d'arte, quindi sono quasi bassorilievi o altorilievi colorati in vetro. Interessante. Mi piace molto questa tua anche propensione al riciclo.
Ecco, assolutamente. La sensibilità che hai nei confronti, appunto, per esempio, delle reti. Ne abbiamo parlato anche in trasmissione qualche tempo fa, insomma, sui danni che fanno le reti, no? Sì. Quindi la tua sensibilità per l'ambiente, insomma. Sì, allora è 360 gradi. Laura ha dimenticato una cosa molto importante per me, cioè di ricordare che tutte le mie opere sono comunque riciclabili, perché i colori che utilizzo, quindi materiali, eccetera, sono ossidi metallici o comunque ossidi che si trovano in natura. Si colora il vetro appunto dall'alta temperatura e quindi dall'ossidazione di questi metalli all'interno del vetro, quindi sono strettamente riciclabili. Se gli stessi vengono abbandonati in ambiente non creano problema. Quindi l'oggetto è comunque, chiamiamolo pulito. E i temi che io affronto sono appunto questi, quindi denuncia ambiente, tipo i fiumi cinesi, come indicava Laura, un mio trittico, rappresentano 3 fiumi principali della Cina che sono sporchi, quindi hanno queste tinte sul bordo nero che raffigurano appunto l'inquinamento che l'uomo dà su queste acque. Come ad esempio la raffigurazione del Lambro, dove lì ci sono colori più violacei o comunque altre indicazioni che portano quindi quasi un'acqua impura, come il Naviglio con i riflessi dei neon sulle superfici. Quindi sì, sono molto attento al metodo e al tema nel mio lavoro, sì. Complimenti, perché in effetti sono temi anche di grande attualità e rispetto ai quali, se aumentiamo la sensibilità nelle persone, è tutto di guadagnato, no? Per tutti noi. Ecco, è stato curioso, accennavi del Reti Fantasma, anche lì ho realizzato dei pannelli quasi in alto rilievo, insomma, dove si intravede in questo vetro trasparente la rete, che appunto raffigura la rete fantasma, che è uno dei tanti problemi che abbiamo nell'oceano. Il riscontro positivo, a mio avviso, che abbiamo avuto dalla mostra è che ci sono arrivati diversi messaggi, sia a me sia a Laura, di visitatori che erano all'oscuro di questo problema e girandoci dei messaggini su WhatsApp con la loro ricerca personale che hanno fatto sulle reti fantasma, quindi è scattato quindi, una consapevolezza bravissima di questo problema, e quindi secondo me già solo questo è stato un successo. Quindi cioè, a volte gli artisti tendono un po' a isolarsi dalla realtà, no, stanno lì con la loro arte, chiusi nella loro torre d'avorio, quindi non tutti, perché poi invece molti hanno capito che l'arte può essere un modo appunto per aumentare la sensibilità rispetto a certe tematiche e quindi sì, credo che sia molto importante il tuo modo di procedere. Grazie. Mi fa piacere questa riflessione, signor, grazie. Va bene, allora aspettiamo la prossima tua mostra che farai e gli altri tuoi progetti innovativi futuri con il riciclo del materiale, e comunque abbiamo un buon contatto che ci avvisa delle... Ah sì, certo. Ecco, devo ringraziare mio fratello tanto per questo mio percorso, che è un po' un mio faro nella nebbia. Sì, certo.
Niente, io Bene. ringrazio te per averci raccontato questi dettagli su questi acquarelli di e su queste sculture sensoriali che si possono anche toccare. Io ho visto che la mostra hai dato la possibilità a una di queste statue di essere manipolata, quindi appunto di essere quindi non soltanto nella vista, ma anche proprio toccandola con mano. E queste sculture che stai mostrando adesso con questa maturità legata al problema della violenza, quindi mi fanno riflettere sul fatto che questi vuoti che tu vuoi in qualche modo mostrare, in effetti risuonano come degli echi quasi stonati, con questo silenzio assordante che è dato dal vetro, che non suona a meno che non lo tocchi, lo percuoti o addirittura non lo rompi per farlo insomma crepitare. Quindi mi piace il discorso del vuoto assoluto, della mancanza legata a questo vetro trasparente. Complimenti. Grazie, grazie. Bene, aspetteremo le prossime con un vetro che suona, magari, così ci facciamo anche un concerto. Magari per Natale con le campanelle. Esatto. Sì. Va bene, grazie ad Adam, grazie a Laura Grazie a voi. grazie a voi e ci risentiremo Grazie. più avanti. Sì. Grazie a Grazie tutti. mille, Laura, buona ciao. serata. Ciao. Buona serata, Buona grazie. serata, grazie. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuta, aiuta, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, dove ognuno si è già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo solo con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché no? Vengo anch'io. Io i Gomma Gomma sconvengo anch'io, no tu no, e passiamo subito al nostro secondo ospite che abbiamo raccolto, abbiamo buttato giù la cima e lui è riuscito, perché è atletico, è riuscito a risalire nella nostra mongolfiera. Con noi c'è Nevio Bozzato. Ciao Nevio. Buonasera a tutti, buonasera.
Benvenuto a bordo. Allora, Grazie mille. Nevio è il presidente del Circolo Fotografico 200 ISO di Cavallino Treporti e ogni anno, visto che parliamo di mostre, ogni anno più o meno in questo periodo organizza la collettiva dei soci del Circolo Fotografico, dei fotografi, dei soci. Però quest'anno ci sono anche delle altre novità, no, Nevio? Decisamente. È Vai, partita la collettiva sabato 7 aprile, abbiamo fatto l'inaugurazione e il titolo della collettiva è Prima e o dopo. E come ogni anno lasciamo una libera interpretazione ai soci affinché si sentano liberi di anche reinterpretare il titolo che noi proponiamo. Quest'anno ci sono state diverse novità in questo tema. Innanzitutto non siamo soli, ma abbiamo ospitato un circolo che proviene da Mira, il circolo degli analogici illogici. È un circolo che scatta e stampa in digitale, quindi ancora con pellicola, e quindi abbiamo voluto un po' anche reinterpretare lo stesso titolo con questo analogico, scusa. Sì, loro scattano in analogico e stampano anche. Ok, ho detto digitale, era per... Sì, loro stampano ancora con pellicola e quindi noi restiamo ancora fedeli al digitale attualmente. E quindi si è un po' parafrasato anche il titolo in un certo senso. Abbiamo avuto il prima della pellicola e il dopo del digitale. La collaborazione è nata l'anno scorso, quando sono venuti a trovarci durante la collettiva precedente e sono rimasti incuriositi del modo in cui noi avevamo di esporre le foto. Infatti non ci fermiamo puramente alla classica foto, ma andiamo anche un po' ad interpretare, quindi andiamo a creare anche alcune installazioni da questo punto di vista. Cerchiamo un po' di riconcepire quello che è il progetto finale che porta il fotografo stesso nella collettiva. Infatti quest'anno c'è un nutrito numero di opere, in quanti siamo nel totale di 29, e noi siamo 16 del circolo più 13 degli analogici illogici, e quindi è diventata una cosa interessante perché abbiamo questo confronto, questa collaborazione, in quanto noi crediamo che dalle collaborazioni, dalla contaminazione tra associazioni, nasca sempre qualcosa di nuovo e qualcosa di propositivo da questo punto di vista. È stato interessante vedere come si sono evoluti i lavori, le installazioni stesse sono partite, quindi diventa uno spunto non solo per il spettatore, ma anche per chi va a costruire la collettiva stessa, quindi anche per i soci stessi, un ambiente, devo dire, molto dinamico e stimolante. Sì, avete... Sì. Volevo dire che avete a disposizione tutto uno stabile, quindi c'è la possibilità di creare una mostra molto, molto diversa dal solito, no? Avendo delle disposizioni il Centro Culturale Manin, che essendo un'ex scuola consente di avere degli spazi molto ampi, ci permette di avere spazi dove poter portare queste cose, quindi se qualche socio si sente di portare anche un numero di foto importanti, quindi tra le 4 e 5 foto, anche 10 foto, insomma abbiamo spazio per poter allestire le nostre idee da questo punto di vista. Quest'anno abbiamo dovuto un attimo riorganizzare gli spazi perché avevamo qualcuno in più, ma quello ce l'abbiamo fatto anche quest'anno, quindi è andato tutto a buon fine, quindi con l'apertura a seguire è andato tutto molto bene. Abbiamo posto un'attenzione particolare anche a quella che è la sostenibilità della collettiva stessa. Quest'anno abbiamo cercato di eliminare il possibile l'utilizzo di carta. Infatti, accanto alle presentazioni di ogni artista, abbiamo creato un QR code, quindi qualsiasi spettatore può intervenire alla mostra, inquadrare il QR code e avere un approfondimento in digitale direttamente sul nostro sito, sull'autore stesso e anche sull'opera in maniera più completa, con una descrizione un po' più completa, quindi che lo spettatore non solo viva la collettiva, ma si porti a casa anche un pezzo di quella collettiva. E soprattutto cercare ovviamente di limitare il più possibile l'utilizzo della carta. Questo è stato uno dei nostri primi item, dei nostri primi spunti che abbiamo avuto quest'anno, facendo tesoro da quello che era successo gli anni scorsi. Da questo punto di vista abbiamo cercato altri tipi di collaborazioni, in quanto, come dicevo prima, cerchiamo di avere una contaminazione verso l'esterno, coinvolgendo all'interno della collettiva stessa altre associazioni. Quest'anno abbiamo chiesto a Calambur Teatro, quindi ad un'associazione teatrale,
di andare a interpretare quello che noi abbiamo scattato. Loro hanno proposto un progetto portando una rielaborazione delle città invisibili di Italo Calvino, dove quindi il 13 aprile alle 17:30 ci saranno questi attori che useranno il nostro spazio e le nostre foto come palco e con le loro voci andranno a fare questo viaggio iconico all'interno delle stanze tra i nostri lavori. Crediamo anche che non sia necessario solamente abbinare la voce alle immagini, ma anche per quanto riguarda la musica. Infatti abbiamo chiesto anche un intervento musicale di accompagnamento con dei pezzi mirati e dedicati ad ogni passaggio degli attori, creati da Patrick Bainado. Quindi abbiamo cercato di creare un evento che allargasse i confini degli spettatori, non solo quelli amanti della fotografia, ma anche di altre arti, cercando una fusione, perché crediamo molto che la collaborazione tra associazioni sia fondamentale per una crescita corale del territorio da questo punto di vista. Sì, hai visto che appunto creare, visto si parlava di reti prima con Adam, creare una rete di associazioni non fa altro che migliorare dopo il risultato finale, no? Decisamente. Crediamo che questi crea una cultura, la contaminazione, come dicevo prima, crea una cultura anche verso lo spettatore, quindi crei anche un approccio diverso verso chi si pone in quello che va a vedere. È un modo anche per far conoscere quello che viene fatto all'interno del territorio allo spettatore stesso. Sembra banale, ma a volte non sappiamo che vi sono associazioni che svolgono alcune attività e magari in un evento andiamo a scoprire che ci sono anche associazioni che fanno altre cose al di fuori di questo. Ma credo che faccia crescere da un punto di vista culturale, fondamentalmente, di apprendimento e di diffusione della cultura a 360 gradi. Nevio, io ho una domanda da farti. Hai parlato di questo codice che ti permette di poter visualizzare meglio l'artista e la fotografia, quindi l'opera, no? Calata nel contesto anche musicale ad hoc che avete realizzato con l'ausilio di altri contatti a voi cari. Ma è possibile vedere queste cose per chi è lontano, magari anche dopo la mostra, su un sito, su una qualche piattaforma? Terminata la mostra su www.200iso.com renderemo visibili le opere. Ovviamente, come ogni presentazione di mostra, abbiamo creato un piano editoriale collegato ai social, che diventa ovviamente un mezzo che crea risonanza in maniera importante ad oggi su questi eventi, e quindi per prolungare e per ovviamente aumentare il riverbero di quello che abbiamo fatto, avrà reso visibile in un secondo momento. Questo perché? Perché la visibilità delle opere, quindi l'utilizzo del QR code, deve funzionare da guida interattiva per lo spettatore che arriva. In un secondo momento avremo, come ogni anno, l'articolo sull'evento che abbiamo fatto, e quindi in questo caso la collettiva, quindi si potrà entrare nel dettaglio e vedere post quello che è stato fatto, insomma, quindi vedere post e avere anche una testimonianza, diciamo, in un certo senso storica di quello che abbiamo fatto. Attualmente ci stiamo organizzando, ogni anno ci impegniamo per fare un passettino in più, però la volontà è quindi di lasciare quello che si vede, perché il nostro scopo è invogliare e far vivere il più possibile, quindi che la gente venga a cercarci e venga a vedere ciò che facciamo. In un secondo momento sarà sicuramente visibile sul sito. Grazie, perché c'è sempre un problema a volte per chi vive lontano raggiungere questi posti. Certo. Insomma, io ti parlo da Liegi, in Belgio, quindi purtroppo Venezia per me è fuori portata spesso. Anzi, non vedo l'ora che Rossella mi organizzi un paio di giornate per vedere un po' tutte queste cose, perché immagino in questa radio poi spesso mettiamo a fuoco quello che è il prodotto che il territorio Treporte, Cavallino Treporte, ma anche di Venezia, insomma, nel Veneto offre. Viene voglia di andare a vedere queste cose, però spesso, appunto, almeno per quanto mi riguarda, diventa però problematico. Vabbè. Andrò a curiosare sul tuo sito appena avete concluso
la bella mostra, insomma. No, il sito è ben curato, è curato da Eros Mayer, se non sbaglio, e andate, cliccate e vi divertite un po' a vedere le immagini e gli scatti di chi, dei soci del circolo fotografico. Parliamo un attimino del circolo fotografico, che fate molte cose. Ultimamente avete fatto tutto un progetto sulla luce, avete fatto il corso di post produzione. No, raccontaci un po' il circolo, come si muove, che è sempre attivo, ormai è diventato un punto, diciamo, di riferimento come associazione attiva sia del litorale ma anche della provincia stessa, insomma. Il nostro gruppo è molto eterogeneo, quindi raccogliamo iscritti da lunga data, quindi iscritti che ovviamente hanno maggiore esperienza nell'ambito fotografico e quindi sono partiti storicamente dalla pellicola, a neofiti che stanno iniziando a scoprire la fotografia. Quindi ovviamente si va sempre per gradi, in quanto siamo convinti, io con il direttivo, che è necessario che un'associazione cresca nel momento in cui è eterogenea e nel momento in cui c'è una coralità. Quindi quest'anno, anche inaspettatamente, soprattutto dopo il Covid, abbiamo avuto più 6, 7, 8 iscritti circa nel totale, e quindi ovviamente queste persone appena entrate avevano bisogno di una domestichezza nei confronti di chi era magari un po' più esperto, e quindi si inizia a fare dei piccoli corsi interno per gli iscritti. Abbiamo in un secondo momento, ovviamente cerchiamo di non trascurare tutti gli aspetti legati alla fotografia. Abbiamo fatto dei corsi di ritratto e di corsi di utilizzo della luce, quindi lettura della luce, che ovviamente è una cosa fondamentale in fotografia, per poi capire come riproporla sia nell'ambito ritrattistico che nell'ambito di una realizzazione di un progetto finale. Noi crediamo molto che il fotografo debba esprimersi in maniera completa attraverso il suo progetto, non solo nei materiali che usa, ma anche come lo vuole realizzare. Per raggiungere questa consapevolezza è necessario che non solo conosca le basi della fotografia, ma che conosca dove possa spaziare. E quindi ovviamente questi corsi dediti alla post-produzione, corsi dedicati all'utilizzo della luce sono necessari per una crescita ovviamente di tutti quanti. Abbiamo la possibilità di contattare dei professionisti che vogliono farci delle lezioni e quindi ci danno non solo dei consigli ovviamente teorici, ma anche pratici nella quotidianità di tutti i giorni, nel momento in cui loro si trovano in ambienti lavorativi un po' particolari. Questo ovviamente per noi è oro colato, perché ci permette di apprendere le nozioni in maniera assolutamente diretta e approfondita. Questo ovviamente, questi corsi riusciamo a finanziarceli con ciò che facciamo, quindi nelle attività che riusciamo a svolgere, nelle liberalità che riceviamo da parte di terzi, quindi questo ci permette, oltre a quello che raccogliamo dalle iscrizioni, per poter crescere all'interno, insomma. Cerchiamo sempre di anche non solo trattare l'aspetto tecnico, ma anche quello dell'aspetto culturale. Uno dei nostri principi fondamentali è diffondere anche la cultura fotografica, quindi cerchiamo spesso anche di fare uscite sempre con professionisti che ci portano, ad esempio, ricordo l'ultimo l'abbiamo fatta a Saccafisola accompagnata da un fotografo professionista affinché ci facesse conoscere anche il territorio. Facciamo uscite legate a mostre fotografiche, quindi non deve esserci solo la parte tecnica ma anche la parte di conoscenza, quindi imparare ad osservare, imparare a vedere. Abbiamo avuto anche la possibilità, in collaborazione con l'amministrazione del Comune di Cavallino Tre Porti, di poter realizzare dei libri fotografici, delle photo collection, che sono andati a rivedere il territorio da diversi punti di vista, quindi sia da un punto di vista storico che da un punto di vista culturale, legato non solo alla cultura del territorio, ai vecchi mestieri, nonché a una visione dei colori del territorio, comprendendo la 360 gradi sia da un punto di vista di stagioni, di periodi e di luoghi, e anche uno in bianco e nero. Ormai siete arrivati a quanti? A 5, 6? A 7. A 7. Gli ultimi due hanno trattato uno i percorsi ciclabili del litorale e l'ultimo abbiamo colto una visione del litorale esclusivamente dall'acqua, quindi esclusivamente dall'esterno del litorale. Ovviamente questi diventano un modo per gli associati di poter fare uscite, di potersi confrontare,
di poter avere dei progetti comuni, quindi imparare a raccontare, imparare a fare storytelling, imparare a trovarsi in ambienti diversi rispetto a quelli che sono i set, a quelli che sono gli eventi chiusi, e conoscersi fondamentalmente, perché la convivialità per noi è un elemento decisamente importante, ma anche a rivedere e con occhi diversi il posto dove abiti, cosa che non è così scontata, avendo la fortuna di abitare anche in luoghi particolarmente interessanti. Suggestivi. Scusa? No, dicevo, in luoghi suggestivi, in effetti. Sì, certo. A riapprofondire anche in un certo senso, a riscoprire il posto dove vivi, cose che sono scontate per molti. Attraverso una lente a volte ci si distacca quel tanto per poter osservare con maggiore dettaglio e maggiore bellezza ciò che ci... Esatto, per vederla da un'altra osservazione, da un'altra, lo vedi con un altro occhio, diciamo, lo vedi anche in maniera diversa, che non dalle solite, dalla solita quotidianità, insomma, ovviamente il confronto tra i soci, no? Spesso certo. A volte si vede luoghi, però dici lo stesso percorso magari fatto, percorsi in bici in cui facevamo queste uscite, non lo vedo alla stessa maniera, quindi si impara a crearsi uno stile, a creare un linguaggio, cosa che per noi è fondamentale, perché poi è fondamentale per la realizzazione, come dicevo prima, dello storytelling o di un'opera finale, imparare a raccontarsi, imparare ad usare un vero e proprio linguaggio, come può essere la pittura, la musica o quant'altro. Io ho una domanda invece squisitamente tecnica. Le foto che voi presentate, no? Immagino da bianco e nero, ai colori, varie dimensioni, su lucido piuttosto che ne so, su altro materiale. Ho una domanda invece un po' così. Sono sempre fermo immagini, quindi fisse, o utilizzate tecniche, non lo so, come il 3D, l'effetto cinetico, oppure come è di moda adesso sui social, vedere queste immagini che sembrano in realtà in movimento, ma che in movimento non lo sono. Come vi comportate voi dal punto di vista proprio tecnico? Allora, dipende sempre dal tipo di progetto che viene presentato o come lo presenta io stesso. Ti posso fare un esempio. Un anno una socia ha portato un lavorato in un negativo digitale, e per osservarlo tu dovevi cambiare le impostazioni della fotocamera, ok? E quindi impostarla nelle impostazioni in cui, per le persone che hanno a vedere i colori, e lì usciva la foto, perché voleva mostrare quello che non si vede. E quindi c'è stata fatta una stampa in negativo digitale che tu ad occhio nudo non ti sembrava vedere. Quest'anno un'altra socia ha portato una foto legata al concetto del tempo, dove ad esempio per capire qual è il tuo tempo ha coperto la foto con una pittura fotosensibile, sensibile al colore, quindi devi mettere la tua mano affinché tu possa vedere la foto. Un'altra socia quest'anno ha stampato su specchio, quindi per farti vedere la foto, lo specchio ad esempio non ha i bianchi, quindi per farti vedere la foto tu devi avere una lampada, una neon, ti faccia vedere le parti che mancano della foto. Precisamente non utilizziamo il mosso non è utilizzato perché è sempre un po', non ho capito se questa è la domanda, se volevi questo dettaglio tecnico, l'utilizzo del mosso o dell'effetto blurred non è molto utilizzato perché non è sempre un linguaggio che risulta chiaro. Posso dirti che un'altra socia quest'anno ha stampato su delle foglie di gelso, cioè ha portato un albero secco all'interno, ha ricoperto le foglie di resina, stampato sopra. Tu vedi un albero con le foto appese sopra raccontando una determinata storia del luogo del Forte Vecchio. Quindi sicuramente diamo spazio ai materiali. Per quanto riguarda normalmente le foto possono avere delle sfocature in base ai soggetti, possono avere però tecniche particolarissime in questo senso non decisamente, insomma, ecco, vedo che non sono preferite. L'utilizzo dei materiali e l'interattività con l'opera, quella ci piace molto. Sì, ma in effetti sono sempre da vedere le mostre che organizza il Circolo Fotografico 200 ISO. Mostra che è aperta ancora i prossimi 2 fine settimana, no? 12, 13, 14 aprile e 19, 20 e 21. Sì.
con l'orario 10-20 continuato. Quest'anno abbiamo provato questo format per dare la possibilità a tutte le persone con orari diversi di poterci venire a trovare, insomma. Certo. E prossime attività che avete in cantiere, come si dice? Prossime attività riguardano una rivisitazione di quello che era il primo volume di cui parlavamo prima, legato alle fortificazioni del territorio. Quest'anno faremo un volume dedicato, un aggiornamento. Il volume si chiamava Fortificazioni, dove appunto ripercorrerà il percorso ciclabile delle zone fortificate del nostro litorale. Questo è uno dei primi progetti che abbiamo in corso. Poi idee ne abbiamo molte. Essendo un circolo amatoriale, ovviamente ci dedichiamo, come ogni circolo amatoriale, nel tempo che riusciamo a ritagliarci. Poi ci sarà l'ultimo tomo che andrà a riassumere 10 anni di lavoro che abbiamo fatto fino adesso, che andrà un po' a rivedere quello che è il nostro territorio da un punto di vista riassuntivo, e probabilmente anche lì ci saranno collaborazioni con altre associazioni sempre culturali. Per quanto riguarda ottobre, stiamo vedendo di organizzare anche dei test, cercando di, queste sono delle idee che ovviamente abbiamo in cantiere, di sfruttare di più quello che è la parte, diciamo, digitale del nostro circolo, e quindi essere più interattivi sia nei social che nel organizzare ad esempio una caccia fotografica, dare degli indizi e la possibilità di partecipare a qualsiasi mezzo, sia dal vivo oppure anche da lontano con il telefonino, di riuscire a fare una specie di caccia fotografica. Sempre quello che è la crescita fotografica, ma anche quella che è la parte ludica, insomma, da questo punto di vista. Quindi progetti ce ne sono tanti in base che sono le forze del circolo, che per ora, diciamo, sono più che notevoli, perché siamo 29 iscritti, quindi quindi principalmente sulla realizzazione di questi due progetti, quindi certo, no, quello che riguarda il libro. Volevo dire anche, quindi iscrivetevi, siamo ancora in tempo, siamo appena ad aprile, il tempo, siamo appena all'inizio dell'anno, certo. Quindi iscrivetevi al circolo, anche se siete dai paesi limitrofi o distanti, ma insomma il circolo lavora bene, ha sempre delle ottime produzioni e sempre tanta voglia di uscire, di fare, di trovarsi, no? Sì, decisamente. Bene. È un gruppo molto unito, devo dire. Esatto, sì. Molto unito, e posso dire anche nella semplicità, fate belle cose, ma siete anche semplici, no? Sì, beh, certo. Non c'è... è un gruppo eterogeneo, esatto, sì. C'è la tranquillità, è una passione che esce, non abbiamo nessuna velleità, lo facciamo proprio perché ci piace stare assieme e condividere quello che facciamo, quindi è quel momento della tua giornata che ti dedichi, ti fa sentire veramente bene, che ti senti appagato al di là di tutti gli impegni che hai nella vita, no? Quindi certo. È vero, è un sentimento vero, quindi questo è riconosciuto, insomma, da tutti. Bene. Fortunatamente, quindi siamo ottimisti. Bene, grazie Nevio, andate a vedere la mostra. Grazie a voi. E niente, ci sentiremo. Ciao, grazie. Prima o dopo vi aspettiamo. Grazie mille. Grazie, complimenti, ciao. Grazie a tutti, grazie per l'invito, grazie, buona serata. Ciao Nevio.
una bambolina che fa no, 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 no. Io i Gomma Gommas con una bambolina qui a Radio Nostra, i nostri amici marchigiani, e adesso abbiamo il nostro terzo ospite. Omar, chi abbiamo? Chi monta con noi nella nostra mongolfiera? Stasera abbiamo l'onore di avere sul nostro cestello niente po' di meno che Alessandro Urpi, psicologo ipnotista. Quindi io adesso sto zitto prima che dico qualcosa che è stato lui a indurmi di dire, ok? No? Funziona così? Benvenuto Alessandro. Buonasera Alessandro. Buonasera. Quindi se ogni tanto l'immagine si ferma vuol dire che c'è stata fatta c'è un'opera del cervello, accidenti. È stata fatta una manovra, diciamo. Esatto. Allora Alessandro, dov'è il tuo studio? Cosa fai? Raccontaci tutto. Allora, il mio studio adesso è a San Giuliano Milanese, però fino a poche settimane fa io praticavo soprattutto a Melegnano, che è a pochi chilometri da qui, quindi siamo a Milano, alle porte di Milano, sud Milano, ecco. E io mi occupo ormai da 20 anni di psicologia, da 15 anni che faccio lo psicoterapeuta ipnotista nello specifico, e quindi mi occupo di persone utilizzando principalmente l'ipnosi come metodo per la cura e il benessere delle persone, appunto. Ottimo. E perché le persone vengono da te? Quali sono i casi, chiamiamoli tipici, a cui puoi dare sostegno, insomma, a cui puoi aiutare a risolvere in qualche modo qualche problema? Sì, allora, essendo una forma di psicoterapia, l'ipnosi, la psicoterapia ipnotica come la utilizzo, viene usata per curare quelle questioni, quei disturbi che necessitano di una psicoterapia. Se facciamo degli esempi, l'ansia, gli attacchi di panico, ma anche questioni legate a difficoltà relazionali, oppure a paure, fobie, e quindi viene utilizzata per la cura della persona. C'è da considerare che secondo me la cura della persona non è scollegata con l'equilibrio in senso generale e il bene. Quindi non necessariamente bisogna pensare che un certo tipo di pratica va usata quando si ha può essere un problema debilitante, può essere utilizzata anche per migliorare, non so, scusa, per sbloccare i traumi. Tutti abbiamo dei traumi. Alessandro, Prego. mi senti? No, sento che vai a scatti, almeno sul coso. Prova a disattivare un attimo. Io adesso ti sento. Prova a disattivare la videocamera Adesso tua, che così il segnale ha più... Bene, ok. Sì, ho Sì. disattivato, va meglio. Un pochino Adesso? meglio, sì. Ok. E non so se si sono persi dicendo, oppure tante volte si ricorre ad una psicoterapia o all'ipnosi in questo senso specifico per risolvere dei problemi. Però ecco, tante volte è utile questo quando non si hanno necessariamente dei problemi gravi, debilitanti, ma per sbloccare delle potenzialità, delle risorse che magari sono lì ferme da tanto tempo, perché
noi tutti nel nostro percorso adesso abbiamo avuto dei traumi, è raro aver avuto un percorso di vita completamente perfetto, anche perché umani, le persone che ci circondano sono umane, però spesso i traumi. No, io ti sento un po' male, però ho capito che insomma tu riesci a lavorare sia sul problema ma anche sul potenziale, quindi non soltanto sulla, come dire, sulla negatività di un qualche cosa, ma anche sulla positività, quindi questo mi fa ben sperare. Sì, precisamente, sì. E quindi le potenzialità che puoi, che ti vengono richieste, non lo so, che tu proponi, vanno ad abbracciare quale tipo di realtà? Ad esempio, mi viene in mente la cosiddetta autostima. È una questione molto importante e le persone spesso mi chiedono di lavorare per un rinforzo dell'autostima. Okay. E c'è da considerare che l'autostima non è il sentirsi dei leoni, secondo me, dei leoni o diventare improvvisamente arroganti, prepotenti. L'autostima vuol dire utilizzare appunto tutto il proprio potenziale e fluire e questo rende più sicuri. E quindi lavorando a livello inconscio con l'ipnosi si può fare in modo di appunto riattivare delle potenzialità, di dare più di sé più vere e questo nella vita reale più prezza in tutti gli ambiti. Mi sentite? Purtroppo la connessione va e viene. Allora facciamo così, metto un brano musicale, prova a staccarti e ricollegarti nuovamente, magari con una nuova cella si sente meglio. Lascia l'ultimo ballo per me, io i Gomma Gommas. Puoi ballare con chi vuoi, che tanto tu non mi scorderai. E riderai, però sai una spina in cuore questa sera avrai. Ricorda che se vuoi tu potrai tornare a sorridere. Amore, lascia l'ultimo ballo per me. Ed io lo so che la musica non asciugherà le tue lacrime. E ballerai e poi capirai che quel che fai è inutile. Ricorda che se vuoi tu potrai tornare a sorridere. Amore, lascia l'ultimo ballo per me. Stai ballando fra le nuvole, verso me non guardi mai. Con intorno tanti angeli, ballare non potrai, ma puoi ballare con lui, se puoi con altri lo sai, ma non servirà. Quel che vuoi, non è ridere, non è certo, sai la tua libertà. Ricorda che se vuoi tu potrai tornare a sorridere. Amore, lascia l'ultimo ballo per me. Che la musica non asciugherà le tue lacrime. E ballerai e poi capirai che quel che fai è inutile. Ricorda che se vuoi tu potrai tornare a sorridere. Amore, lascia l'ultimo ballo per me. Amore, lascia l'ultimo ballo per me. Dal mio amor, dai amore, lascia l'ultimo ballo per me.
l'ultimo ballo per me, l'ultimo ballo per me. Lascia l'ultimo ballo per niente. Eccoci qua, siamo ritornati con Alessandro. E ci stava raccontando che si può anche tirare fuori del meglio da noi stessi, no? Giusto? Sì, sì, Stavi parlando di spesso. autostima, no? E come dicevo, è naturale avere delle cose inespresse, perché nel corso del nostro percorso di vita, da quando siamo bambini a sviluppo, quando diventiamo grandi, è raro che tutto sia perfetto è normale che ci siano delle difficoltà, è normale che le persone con le quali cresciamo siano umani e non perfetti. Quindi non sempre il potenziale che abbiamo può venire espresso e ti ritrovi da adulto ad avere delle qualità, delle risorse che sono rimaste lì a livello inconscio, e spesso c'è bisogno di un aiuto per tirarle fuori, per dare il meglio, e spesso le persone non sanno quali sono realmente le proprie potenzialità e quindi magari vivono tutta un'esistenza senza utilizzarle al meglio, e quindi uno stimolo che può essere l'ipnosi può aiutare a stimolare a livello inconscio il meglio che uno può dare, che il meglio che uno può dare può essere anche semplicemente diventare più bravo a parlare in pubblico, oppure il cominciare a viaggiare a una certa età, magari non ha viaggiato fino a quell'età, oppure non avere più problemi di ansia in certe situazioni. Gli esempi sono tanti, però ecco, tutto questo può rendere l'idea. Io avrei una domanda. Anch'io dopo ne ho una. Anch'io, dai, prima Rossella, vai. Okay. Allora, la mia domanda è, innanzitutto, per quale motivo questa tecnica rispetto ad altre forme di terapia secondo te è più vantaggiosa? E poi volevo sapere proprio come avviene, cioè tu gli dici guardami negli occhi e gli dici abracadabra e un orologio a dondolo. o come funziona? Beh, allora mi collego anch'io a questa domanda, che così puoi fare E da quanto tempo, da quando sei scoperta che l'ipnosi può avere questi benefici? Questa domanda, l'ipnosi veniva utilizzata anche in antichità, adesso non utilizzando il termine ipnosi, però in tempi più moderni, ai tempi di Charcot, Freud, quindi dalla fine del 1800 all'inizio del Novecento, medici hanno cominciato ad usare l'ipnosi soprattutto per la cura dei sintomi, e loro veramente, mi ricollego all'altra domanda sul se uso il pendolo o se uso gli occhi, loro utilizzavano dei metodi del genere, cioè si basavano sulla suggestione per mandare il paziente in uno stato come di sonno, e quando era in quello stato di sonno gli ordinavano di superare quel sintomo. Faccio un esempio, ho parlato del 1800, fino all'800 c'erano le paralisi isteriche, a quel tempo erano molto diffuse, persone che magari non muovevano più un braccio, non camminavano più, ma non per questioni mediche o per dei fisiologici, ma perché c'era un blocco in quel modo. E appunto Charcot o anche Freud, questi medici ipnotizzavano in ipnosi, gli ordinavano di rimettersi a muoversi e ottenevano dei risultati, ma era tutta una suggestione. Se il paziente si era autosuggestionato che una parte del corpo non funzionava più, l'ipnotista lo suggestionava che adesso funzionava, però non
i problemi, magari quel sintomo spariva, ma la persona continuava a stare male, magari dava segni di depressione o altri tipi di sintomi. Quindi a livello inconscio. E quindi questa è collegata all'ipnosi, quella del pendolino, quella di Giuca Scasella, che può essere un trucco, può essere una forma leggera di manipolazione mentale, una suggestione che magari uno abile ti può anche convincere che tu in quel momento hai caldo e incominci ad aver caldo, o in quel momento ti fa prurito una spalla, ti viene prurito una spalla, ma è come un gioco, è una specie di trucco di manipolazione, e quella è l'ipnosi stile Scasella. Poi era anche l'ipnosi che utilizzavano i primi medici che hanno cominciato a curare l'ipnosi. Invece in tempi più moderni è nata una forma di psicoterapia basata sull'ipnosi, però non si sta più in superficie, si usa il cambio di stato di coscienza, si manda la persona in un altro stato di coscienza come meditativo, come contemplativo, e in quello stato di coscienza si può comunicare direttamente con l'inconscio della persona, si spegne il cervello. Ecco, mi ricollego anche con quell'altra domanda del perché questa funziona meglio di altre, o in certi casi dà degli effetti più convincenti, perché altri tipi di terapie magari lavorano solo a livello razionale, parlando, analizzando il problema, facendo dei compiti specifici, e questo funziona, può funzionare. Però a volte ci sono dei blocchi a livello inconscio, e per sbloccare quei blocchi a livello inconscio bisogna entrare in un altro stato di coscienza, durante il quale la razionalità è spenta e funziona più l'inconscio, uno stato meditativo. E anche a livello di cervello, di funzionamento del cervello, si passa dall'emisfero sinistro all'emisfero destro, cambiano proprio i parametri a livello di funzionamento cerebrale, e si è più vicino ad uno stato simile al sogno, alla fantasticheria, uno stato intermedio tra veglia e sonno. E fare un percorso di psicoterapia in questo stato di coscienza spesso ha dei vantaggi e lavora più in profondità. Questo è per sintetizzare. Ecco, io adesso mi collego alle risposte che hai dato. Parli di oggi rispetto al passato, ma si possono fare queste terapie online, per telefono, o non so, per Skype o per Zoom, insomma, a distanza? Sì, si possono fare. Io ho cominciato a farle principalmente dal 2020, da quando ci sono stati i lockdown e problemi vari, però si possono fare. E allora, in presenza c'è, diciamo, una vibrazione, c'è un contatto umano differente, perché sei lì in presenza. Però anche online funziona regolarmente. L'unica differenza online è che quando faccio sedute online con persone che già mi conoscono, che magari le hanno fatte dal vivo, è completamente uguale, perché la persona si affida completamente e avviene il processo, avviene tutto in maniera uguale a come se fossimo in presenza. Quando si tratta magari di una persona che in presenza non mi ha mai visto, o non ci sono state sedute fatte così insieme, ci vuole più fiducia, magari c'è più diffidenza, però ecco, una volta che si lasciano andare, anche attraverso lo schermo avviene questo processo terapeutico, quindi la persona cade in trance ipnotica tranquillamente. E ci sono anche alcuni vantaggi. Online c'è il vantaggio che uno può fare la seduta di ipnosi direttamente a casa sua, e se a casa sua non ha interferenze è ancora più a suo agio che andare in uno studio e quindi muoversi, andare all'esterno. Quindi ci può essere questo vantaggio di essere completamente a proprio agio a casa propria, e
e funziona. Sì. E questa è una novità degli ultimi anni, perché prima del 2020 capitava rarissimamente che io facessi delle sedute online, invece adesso ce ne sono abbastanza, diciamo, sì. Complimenti. Allora mi prometti che appena avrai la connessione che funziona bene, facciamo una seduta radio per tutti quelli che ci ascoltano sul stare bene in senso più lato. Si potrebbe fare. Sì. Ma io scherzavo, invece allora me lo segno adesso. Allora, intanto potete anche leggere i suoi 2 libri, Mi accordo con me e Voglio che sia magia, giusto Alessandro? Giusto. Che potete trovarli dove volete, ormai si trovano dappertutto i libri, e comunque ho messo il link su YouTube, potete trovare il link e per restare in contatto anche con Alessandro Urpi, che ha il suo sito alessandrourpi.com, se non sbaglio, sì, è giusto. Bene. Sì, giusto. Bene, Alessandro, grazie. Magari ci mettiamo d'accordo per questa terapia di gruppo, che potremo fare questo esperimento via YouTube. Sì, io ho bisogno di andare bene in matematica, quindi magari. Sì. Allora bisognerà prima fare un sondaggio su tutte le esigenze del grande gruppo, esatto, che ci sarà quello di tutti. È vero. Vabbè. Anche tanto è stata molto piacevole passare questa sera. Bene, grazie mille Alessandro, ci risentiremo. Ciao e buona serata. A presto. A presto. La gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo, che hanno già dentro le notti che dal vino son bagnate, dentro le stanze da pastiglie trasformate, Dio è morto, nell'auto presa a rate Dio è morto, nei viti dell'estate Dio è morto. M'han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, negli eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è fatica, le peggiorate di abitudini e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatale, il vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione, mai col tocca Dio che è morto, nei campi di sterminio Dio è morto, coi miti della razza Dio è morto, con gli odi di partito Dio è morto.
Bene, io i Gomma Gommas con Dio è morto, siamo alla fine di questa 21ª puntata, però c'è arrivata il messaggio in bottiglia di Sami, no? Proprio 10 È minuti arrivato fa, poco proprio fa, mentre sì. stavamo facendo il programma ci ha spedito, quindi non abbiamo sentito Non neanche. sappiamo che cosa dice. Allora, ricordiamo che oggi è l'ultimo giorno di Ramadan e cominciano i 3 giorni di festa, che di solito vogliono dire grandi incontri, grandi banchetti, grande convivialità, ci si ritrova tutti, eccetera. Mm, non crediamo che questa volta possa andare così a Gaza. Eh, Da giorni l'esercito israeliano si sta ritirando, ma non è una buona notizia, nel senso che pare che si stiano ritirando perché, almeno così ha detto Netanyahu, stanno preparando il definitivo attacco a Rafah e infatti stanno allestendo, non so, una roba tipo 40.000 tende perché le persone che erano sfollate a Rafah adesso gli dicono di spostarsi di nuovo verso Khan Yunis, che è un po' più a Che è verso nord, nord. che però è un cimitero di macerie. Ecco, qualche famiglia, sentivo così da qualche contatto, è riuscita a tornare, ma sono rimasti delusissimi, nel senso che non si aspettavano, perché ovviamente poi da sfollati non è che hai la televisione, eccetera, quindi Certo. sapevano, ma fino a un certo punto. Quindi hanno trovato macerie. E quindi adesso sentiamo, Va insomma, bene, cosa adesso sentiamo, vedo dicono. se riesco a farlo sentire anche a voi e quindi proviamo un po'. Vediamo se parte. Non parte, vediamo un po', proviamo a fare così. Ritorniamo a Sami. La situazione a Khan Younis è Ecco qua. molto difficile, anche io sono stato ieri a Khan Younis, la situazione è molto gravissima perché sì, la gente sono tornati, poi sono ritornato un'altra volta a Rafah perché non possono starsi lì, perché non esistono niente, niente infrastrutture, niente acqua, niente strade, niente per niente, lì ci sono soltanto la distruzione. Il percentuale della distruzione della città di Khan Younis sono 100%, non è 99, 88, 98, 100%. Non c'è rimasto niente abitabile, niente praticamente, nemmeno la città è riconoscibile perché entri, cammini per le strade e non riconosci più le strade come erano prima, poi si perdono le persone perché a me è successo che non poi fine per, praticamente per fatica a trovare la strada dove porta a casa mia perché non c'è rimasto niente, non ci sono segni più, non c'è la vita, non c'è nessun albero dentro quella. Tutte le città sono state tolte, sono state anche l'albero soprattutto l'albero di ulivi, sono praticamente buttate via e nascoste sottoterra perché non si vedono niente, cammini per le strade, cammini per i campi, non vedi soltanto case di distruzione, macerie e niente alberi, niente vita, niente, non sono praticamente una vita. Poi anche per trovarsi, per mettere tu una tenda non trovo praticamente un pezzo di terra che è praticamente piano, perché le tende lì sono perché passavano tutti i carri armati, tutte quante sono tutte indosse, tutte come di sabbia, una cosa incredibile praticamente. Cioè, la gente è stata scioccata praticamente per quello che le vedono, perché è una cosa immaginabile, è una cosa praticamente disumana. Ce l'hanno con la città, ce l'hanno con la gente perché vogliono fare praticamente qui c'è la vita al primitività, praticamente come era nemmeno 100 anni fa, perché 100 anni fa esistono lì case, ora non è rimasto niente case, niente, solo distruzione praticamente come le vede forse nel film di errore o vede praticamente in film di guerra, tutte quelle palazzi scacciate, tutte rotte, tutte questa situazione molto gravissima. La gente praticamente non, ci sono tutti, e io mentre un cadavere dice cosa torniamo qui perché non esiste, perché il primo fonte per trovare l'acqua è lontano quasi 5 km praticamente perché per far arrivare
portare un'acqua, l'unica acqua che esiste è vicino a quella che si trova all'ospedale europeo, che sono quasi 5 chilometri praticamente lontano dalla città di Khan Younis. Anche tutte praticamente le quartiere interno a Khan Younis, tutti questi villaggi dentro il governato di Khan Younis sono state rotte, rase del suolo, una cosa incredibile. Ecco qua, questo è il messaggio che ci è arrivato da Sami. E niente, esatto, è sempre con È abbastanza drammatico. la sua drammaticità. E stavo pensando appunto mentre raccontava anche questo discorso delle tende, che forse non ci sono state altre guerre così che hanno spianato proprio le città Non a ci sono zero. state, no, non ci sono state di sicuro e lo dico con certezza perché un paio di settimane fa ho letto un articolo in cui uno studioso diceva sul New York Times, insomma, che non è certamente un covo di pericolosi comunisti, terroristi, però è un giornale molto serio che riesce ancora ad avere delle grandi penne e dei grandi inviati in giro per il mondo. E c'era un articolo in cui appunto un giornalista proponeva di istituire, non era un giornalista, era uno studioso, di istituire il reato di domicilio, perché diceva qui c'è stata la distruzione deliberata, cioè non quello che avviene durante una guerra che è già orribile comunque, no? Che vanno in macerie alcuni edifici. Qui c'è stata una distruzione deliberata, sistematica e scientifica di tutte le infrastrutture, quindi abitazioni, scuole, moschee, chiese, ospedali. Ospedali sono rimasti, credo, un quinto degli ospedali che c'erano. Quindi lui diceva occorre istituire il reato di domicilio perché questo sarà un trauma. Poi sentivo oggi così da un contatto che abbiamo che sono riusciti a tornare alla propria casa, i bambini ovviamente erano tutti contenti così e non hanno trovato niente. I bambini volevano riprendersi i giocattoli, ma l'edificio è pericolante, quello che è rimasto, il resto è appunto macerie che non permettono neanche di avere un terreno piano su cui montare una tenda. E non solo, hai sentito cosa ha detto a proposito della via? Inizialmente ha detto se poi è questa la zona dove abitavo. Non riconoscere neanche la propria area familiare vuol dire toglierti le radici, qui altro che mettere il numero anziché il nome. Esatto. E infatti, insomma, spesso ci chiediamo che cosa sarà dei bambini e degli adolescenti. Infatti oggi, allora, poi questo il bambino voleva la bicicletta, ma la bicicletta è sepolta sotto le macerie. Allora una del gruppo ha detto, beh, insomma, gliela compriamo. Ma giustamente il problema non è la bicicletta, ritornano normali, molto belli, molto eleganti, adesso, c'è rimasto mica niente. E anche di questo bisogna che qualcuno renda conto a un certo punto, speriamo. Allora, vi do delle brutte... Bravo. Fai il tuo lavoro di regista. C'è la connessione che è proprio al limite, quasi a zero, va e viene. A questo orario, dopo le 22:30, anche la esatto, dice guarda che siete fuori tempo. Ok, mandiamo la sigla e ci sentiamo fra 2 martedì. Sì, qua è la contaminazione dell'ipnotista che ci ha messo tutti sottosquadro. C'è niente da fare. Allora, grazie a tutti, a martedì prossimo. Ciao a tutti. Buona serata. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi e Remo Omar. Una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo a martedì prossimo.